Nel corso di una diretta sui canali social dell'Arcidiocesi di Agrigento, oggi alle 12 il cardinale Don Franco ha annunciato l'arrivo di un suo coadiutore alla guida dell'Arcidiocesi di Agrigento. Don Franco l'aveva chiesto tempo fa al Santo Padre, che ha accolto la sua richiesta. Oggi la notizia ufficiale attraverso la comunicazione arrivata dal Santo Uffizio, che ha nominato Alessandro Damiano, originario di Trapani, nativo del 1970, con la carica di vicario a Trapani, come coadiutore di Don Franco. E oggi c'è una novità che devo darvi, è una novità che ci fa piacere. Faccio una breve premessa: quanto avviene l'ho voluto io. Sono stato io a parlare col Santo Padre dicendo che ormai, riducendosi la mia presenza ad Agrigento, ecco, per evitare che si creino dei mesi di vuoto, perché il Vescovo dovrà andare via e poi ne verrà un altro e quindi la vita pastorale ne risentirebbe, ho chiesto di poter avere un coadiutore per poter insieme vivere questi mesi. Alla mia scadenza io andrò via, ma lui continuerà il suo lavoro. E il Papa ha accolto questa mia proposta ed ecco che l'altra sera è arrivata una lettera della Nunziatura Apostolica datata 27 aprile che mi dice così: Eminenza Reverendissima, mi reco a doverosa premura di comunicare a Vostra Eminenza Reverendissima che il Santo Padre ha nominato Monsignor Alessandro Damiano del clero di Trapani, al presente vicario generale della diocesi di Trapani, nuovo arcivescovo coadiutore di Agrigento. La notizia del provvedimento pontificio sarà resa pubblica alle ore 12 di giovedì 30 aprile 2020 e fino a quel momento deve rimanere, come noto, sub segreto pontificio, accluda ad ogni buon fine il curriculum vitae dell'eletto. E c'è l'allegato. Profitto volentieri della circostanza per confermarmi con sensi di profonda venerazione dell'eminenza vostra reverendissima, devotissimo Monsignor Emil Paul Zering, nunzio apostolico. Questa è la notizia che viene data ad Agrigento, una notizia che ci fa piacere, è una notizia che dice che il nostro cuore deve saper accogliere questo fratello che resterà nel servizio qua in questa diocesi e che io avrò la gioia di condividere un pezzettino, l'ultimo pezzettino del cammino insieme a lui.